Ho mangiato di nascosto, qualcuno mi aveva visto, un cliente di mia madre, e chiaramente il signore gliel'era andata a dire. Sono tornata a casa, mi ha fatto un culo così, giustamente. E io lì per la prima volta ho pensato, vedi signore, la gente non si fa mai gli affari suoi. Hai ragione. È vero che la gente si deve fare gli affari suoi. Sbagliato, vedi? È un errore. Io credo che oggi uno dei mali che stiamo vivendo sia proprio il contrario. La gente, lo dico nella maniera più volgare possibile, ultimamente, a mio parere, si fa troppo i cazzi suoi. Io ne ho prese anche. Le hai prese anche? Facciamo un applauso ai cazzi degli altri, via, così genericamente. Perché se noi invece di farci troppo gli affari nostri cominciassimo veramente a essere estroflessi, cominceremo a notare le altre persone, e invece siamo sempre o ipnotizzati, siamo sempre a farci da fare. Ognuno è chiaro, ognuno ha i suoi problemi, ma